Va ora in onda Potere al Popolo. Secondo appuntamento di controinformazione con Sammy Varin, buongiorno, 4 minuti dopo le 11, ancora il buon mattino. 2 le notizie principali battute dalle agenzie nelle ultime ore: il terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, molti morti, la giunta militare chiede aiuti internazionali a Bangkok, stato d'emergenza, e poi l'intervista della premier Giorgia Meloni al Financial Times. Sono d'accordo con J.D. Vance. Infantile scegliere tra Europa e Stati Uniti, Trump non è un avversario. Io sono conservatrice, Trump è un leader repubblicano, sicuramente sono più vicina a lui che a molti altri. Il fronte pro-Ucraina di Francia e Regno Unito, Mosca lo vedrà come una minaccia. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che si collega con il Parlamento italiano. Grazie per essere con noi. Abbiamo la deputata della Lega, Elisa Montemagni. Ciao. Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Buon mattino, e tra tutte queste sterminate notizie che abbiamo messo sul tavolo questa mattina, una manca, ed è una molto importante perché purtroppo ce la mangiamo spesso e volentieri tutti i giorni. Parere favorevole della Lega durante la discussione sui PFAS, che sono quei composti chimici di sintesi pericolosi che si trovano un po' dappertutto e che purtroppo troppo spesso finiscono nel nostro corpo o nel corpo di animali che mangiamo. Occorrono soluzioni chiare e soprattutto sostenibili per le aziende nell'ottica di una visione regionale, cosa che in Toscana, ad esempio, non avviene. Anzi, chissà come mai non c'entra niente, o forse c'entra, ma pensando alla Toscana mi è venuta in mente la vicenda Cheu e mi vengono i brividi. Ma riguardo i PFAS, parlaci di questa discussione che avete fatto, perché sono robe molto importanti e che ancora vengono prese sotto gamba, se non sotto banco, da alcune zone d'Italia. Montemagni. Ma guarda Sammy, in realtà c'erano più mozioni, no? Erano mozioni dell'opposizione e poi ce n'era una unitaria della maggioranza. La nostra era quella più realista, no? Come spesso capita, a volte i 5 Stelle si spinge un po' troppo verso l'ambientalismo senza pensare alle conseguenze che saranno poi per il territorio, senza neanche fare analisi, perché il dato di fatto vero è che è vero, i PFAS sono dannosi, ma bisogna anche distinguere quale categoria di PFAS è dannoso. Qualcuno è già stato catalogato. I PFOS sono assolutamente dannosi e quindi vanno individuati e fermati e frenati. Però è altrettanto vero che non possiamo mettere in croce in ginocchio le aziende, né tantomeno possiamo allarmare i nostri cittadini in maniera anche spropositata, no? Per andare incontro a questa filosofia ipercapitalista che in realtà è solo dannosa. Il tema dei PFAS si riscontra soprattutto nelle acque, anche nelle depurazioni, perché sono gli scarichi spesso delle aziende. Ora, io il caso toscano lo conosco piuttosto bene, perché in realtà in Toscana le analisi che hanno fatto scalpore sono quelle fatte da Greenpeace, non da ARPA, che sarebbe l'agenzia preposta. E anche qui c'è da domandarsi e c'è da muoversi celermente, no? Per applicare un giusto metodo di analisi a tutte le regioni, perché altrimenti noi sappiamo che, per esempio, altre province è intervenuta in maniera celere, composta e sta risolvendo il problema. Ma nelle altre regioni stiamo facendo le stesse analisi che vengono fatte ad esempio in Veneto, perché se Greenpeace mi dice che la situazione in Toscana è drammatica, anche se io non la reputo così, ma la regione toscana ha analisi diverse, allora dove sta la verità? Non vorrei che per andare a fare una battaglia ideologica si arrivasse a penalizzare le nostre aziende che spesso a volte è anche complesso pensare che utilizzino quelle sostanze che producono PFAS. Quali sono le sostanze che producono PFAS? Sono quelle che rendono impermeabili i materiali, no? Mi viene in mente la pentola antiaderente, è la prima che viene subito in mente, ma anche gli estintori. La schiuma degli estintori contiene PFAS. E allora, quando mi trovo sotto accusa il distretto del Cartario Lucchese, da dove io arrivo, in realtà il Cartario Lucchese fa carta che assorbe, non carta che non assorbe. Quindi anche lì giustamente le imprese si trovano
con un'accusa di Greenpeace e cercano di capire anche facendo altre analisi. E poi le analisi dove si fanno? Sui depuratori? Perché se le facciamo sui depuratori non sappiamo quali sono le aziende che producono. Allora andrebbero messe in condizione le aziende di capire quali sono i materiali dannosi e come poter andare a agire prima di andare a sversare, prima che le sostanze arrivino ai depuratori. È tutto molto complesso, vero? Noi siamo stati un po' accusati da parte dell'opposizione di non tenere la salute della gente, ma questa è una favola che loro raccontano spesso. In realtà noi siamo i più realisti di tutti. Continuiamo a dire certo che vogliamo tutelare la salute, certo che ci teniamo ai nostri figli e alle persone che conosciamo, e nessuno vorrebbe mai che le persone stessero male, ma dobbiamo mettere in campo tutte le azioni che servono. Faccio un esempio. C'è un tavolo aperto con l'Istituto Superiore di Sanità, con CNR, insomma con persone che fanno un lavoro diverso, ma noi se facciamo politica fanno la parte tecnica, proprio sulla tematica del monitoraggio e dello studio dei PFAS. Ecco, magari noi ci dobbiamo avvalere di quel tavolo, chiedere che ci dia dei responsi in maniera veloce, in modo da poter agire. Ma le cose quando si fanno vanno fatte bene, non vanno fatte a caso. Questa è un po' la filosofia che noi portiamo avanti, perché se è vero che altri stati hanno già legiferato restringendo sui PFAS, è altrettanto vero che alcuni stati europei non l'hanno ancora fatto. E allora è giusto fare tutto il possibile, ma non è giusto rendere le nostre aziende meno competitive delle altre, anche perché aspettiamo ancora una direttiva precisa dall'Europa, che non c'è. Quindi rischiamo di avvantaggiarci senza poi, mettendo in difficoltà le nostre aziende, nell'attesa di qualcosa che deve arrivare dall'Europa, che non sappiamo ancora cosa sarà. Quindi bisogna essere abbastanza realisti, cercare di bilanciare il danno ambientale e la salute umana anche con le esigenze delle imprese di doversi adattare. Perché, voglio specificare, le aziende si vogliono adattare, Cioè, le aziende sono quelle con cui io ho parlato, non hanno alcun problema a usare materiali alternativi o sostanze alternative, però è chiaro, gli dobbiamo dare il tempo e dare modo e anche dirgli quali sono queste sostanze alternative che possono usare. È chiaro, ci vogliono certezze e soprattutto non riempire di ulteriore infinita burocrazia le nostre aziende, che avrebbero così il colpo di grazia, ecco, e sappiamo che c'è una certa parte politica che la burocrazia l'ha inventata. Grazie davvero, onorevole Elisa Montemagni, buon lavoro. Grazie e ci sentiamo mille. Presto. Grazie, buona giornata. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato la voce di Sammy Varin, come al solito vi dà la possibilità di entrare in onda anche in questo momento inviando il vostro pensiero al 340 67 09 659, un messaggio WhatsApp scritto o se volete anche chiacchierato o anche video se volete. Noi siamo anche una televisione, sul canale 252 del televisore potete guardarci. 340 67 09 659 per commentare le notizie del momento insieme naturalmente ai nostri commentatori del venerdì. Il venerdì riavvolgiamo il nastro della settimana secondo i nostri commentatori e a quest'ora tocca a quella che quando arriva bisogna puntualmente mettere il tastino speciale che zittisce i social, perché altrimenti sui social ci viene fuori il cartello: hai detto qualcosa di contrario alla community, il tuo video è stato cancellato. Quante volte ho visto questo cartello dopo l'intervento di Chiara Soldani. Buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato. Sì, ammetto di essere colpevole. Ammissione di colpa. sì, ma noi proprio per quello che ti chiamiamo sì. ogni venerdì, perché ci piace essere bloccati, e se ci bloccano vuol dire che ci hai azzeccato bene. Allora, vediamo un po', in attesa della guerra in Europa, a proposito, hai già preparato il kit di sopravvivenza, Chiara? Mi raccomando, poi ci dici Certo. cosa hai messo dentro. Il PD la guerra la sta facendo ai papà. Già, c'è stato un altro attacco negli ultimi giorni a noi poveri padri, ma tra le notizie sul tavolo di Chiara Soldani c'è questa terribile: ordini la pizza e il pakistano ti violenta. E naturalmente il video virale, quello che ha sbugiardato Prodi e chi lo difende,
Ma chi lo ha diffuso, ci domandiamo oggi sui quotidiani, per cui la telenovela prosegue e molto altro, ma vediamo da dove parte Chiara Soldani. Ti ringrazio Sammy. Sì, sicuramente uno degli argomenti più gettonati degli ultimi giorni è ovviamente quello del video, un po' il casus belli per quanto riguarda appunto Prodi e la giornalista Orefici, che appunto insomma è stata vittima di un gesto diciamo non violento nella sua gravità, ma sicuramente a livello proprio di significato e di messaggio gravissimo e assolutamente da condannare. Giustamente, come detto anche dal nostro direttore, si fossero trovati protagonisti, magari dei politici di destra, chiaramente insomma avremmo urlato allo scandalo, perché ovviamente il patriarcato, l'uomo violento, la prevaricazione, quindi insomma questa è una delle tante rappresentazioni plastiche dell'ipocrisia e anche davvero della bassezza comunque di un certo modo di fare politica, ma soprattutto anche un certo modo di strumentalizzare certi argomenti. E a tal proposito invece parliamo di cose reali al posto di queste stupide manifestazioni di ridicolezza e bassezza appunto della sinistra. Parliamo di violenza nei confronti degli uomini, questo è sempre un argomento tabù e in occasione della festa del papà a Bologna sono apparsi degli striscioni che hanno voluto un po' ribaltare quella che era stata una campagna portata avanti dalla Regione per sensibilizzare nel tema, insomma, nei confronti ovviamente della violenza ai danni delle donne. Sono stati ribaltati, quindi sei un fallito, non vali niente, ti tolgo i figli li ho partoriti io, sono figli miei. Quindi l'associazione Genitori Sottratti ha deciso in maniera irriverente ma sicuramente efficace di spostare il focus su un argomento che noi abbiamo sempre trattato, Sammy lo sai benissimo, ma che effettivamente fatica ad avere una risonanza mediatica. Festa del papà, parliamo appunto di genitori e padri che vengono sicuramente messi in condizioni anche di indigenza, perché sappiamo benissimo quanto anche oggi sia difficile parlare di genitorialità paritaria. Per quanto riguarda appunto le reazioni, a parte il fatto che questa campagna è stata molto poco raccontata e chissà come mai, ma soprattutto ci sono state delle reazioni molto antipatiche, per così dire, da parte appunto del governo, dell'amministrazione cittadina bolognese e ovviamente targata a sinistra, con il vice sindaco Emily Clanci che dice che insomma si trattasse di striscioni assolutamente da abolire, da eliminare, da togliere e questo ci fa capire effettivamente che non viene combattuta la violenza, ma si cerca semplicemente di strumentalizzare, quindi parlare di quella violenza che fa comodo a fini ovviamente di propaganda politica. Il tema è volutamente occultato, ci sono tantissimi padri che vengono allontanati in maniera illegittima appunto dal proprio nucleo familiare, in particolare figli che vengono strumentalizzati, e questo è un fenomeno veramente atroce, qualcosa di condannabile senza se e senza ma, e vogliamo ricordare il nome di una delle tante vittime, visto che nessuno ne parla, è stato Paolo Silletti, che si è suicidato a seguito di una serie infinita di vessazioni, di minacce da parte della sua ex. Quindi il fatto che non si parli di un fenomeno non significa che questo fenomeno non esista, e quindi è molto giusto secondo me ricordarne insomma e parlarne soprattutto in occasioni di certe date, ma in realtà dovremmo parlarne sempre perché davvero è una realtà troppo sottostimata. E a tal proposito mi aggancio invece con quella che è la folle proposta di Franceschini, altrettanto ridicola come tutte le scusanti rivolte a Prodi. I figli devono avere solo il cognome della madre. Questa è l'ultima proposta molto interessante, come sempre da parte del PD. Dopo secoli con il cognome del padre, stabiliamo che appunto dalla prossima nuova legge prenderanno i figli il solo nome della madre per combattere, ha detto il Franceschini, un'ingiustizia secolare, nonché la disuguaglianza di genere. Ora, diciamo che l'abbiamo già detto in tante occasioni, il cognome della madre è in realtà il cognome del nonno, cioè quindi comunque giro rigira è un cognome di matrice maschile, per così dire, e mi chiedo poi in cosa possa rivelarsi utile appunto puntare sul cognome della madre piuttosto che del padre.
giustamente Matteo Salvini dice queste sono le grandi priorità della sinistra, vogliono cancellare dalla faccia della terra l'uomo, chiaramente il padre, e soprattutto con tutti i suoi sacrifici. Quindi insomma si collegano un po' queste nuove notizie perché c'è una costante vessazione, una delegittimazione dell'uomo soprattutto nelle vesti genitoriali. Altra notizia, perché purtroppo la violenza a Milano torna un po' come il prezzemolo in quasi tutte le ricette, stupro ai danni di una diciottenne che aveva appunto ordinato una pizza e il rider pakistano 25enne ben pensa di aggredirla, di intrufolarsi ovviamente in maniera coatta insomma, nella sua abitazione e violentarla. Questa è una notizia che risale al 4 dicembre scorso, quindi la violenza si è consumata appunto il 4 dicembre. Grazie alla tracciabilità delle consegne, gli inquirenti insomma sono riusciti a rintracciare appunto il violentatore, stanno proseguendo le indagini, è stato arrestato, ma chiaramente si vuole verificare il fatto che non ci possano essere, si spera, ovviamente dei precedenti. Comunque è un fatto gravissimo, insomma non si è neanche più tranquilli a casa propria, perché se ordini una pizza a casa tua in teoria insomma non dovresti essere esposta a dei rischi. E infine Sammy, tutti i video che un po' la moviola, diciamo così, il VAR che sbugiarda le parole di Romano Prodi, un grandissimo imbarazzo, e veramente questa, ripeto, è una delle tante manifestazioni di totale incoerenza e appunto di questo doppiopesismo della sinistra che francamente non ci piace né ora né mai. E naturalmente staremo a vedere cosa succede, perché la telenovela Prodi non è ancora finita e sappiamo che ora usciranno i veleni. Intanto però, come sempre, ringraziamo per essere con noi Chiara Soldani. Cercatela sul sito leggifuoco.it o anche in versione cartacea. Il periodico si chiama Fuoco. Grazie Chiara. Grazie mille a te Sammy, un saluto a tutti. E noi siamo ancora qua con la nostra controinformazione, mentre arrivano WhatsApp al 340 6709 659, che più avanti bilego, ma a quest'ora tocca ai bacchettoni. Già, ogni venerdì ospitiamo per 10 minuti anche gli amici di informazionecattolica.it, un altro sito di controinformazione potentissimo che sicuramente vi manca perché non viene mai ripreso dai giornaloni, quelli importanti. E allora ne parliamo noi. Linea a Pietro Licciardi, ciao! Buongiorno Sammy, buongiorno ascoltatori. Allora, questa settimana iniziamo con il dottor Andrea Bartelloni, che ci parla di un'azienda farmaceutica indiana che con estremo cinismo produce e spaccia illegalmente in Africa occidentale 2 farmaci, la cui combinazione è vietata in tutto il mondo, perché può causare difficoltà respiratorie, convulsioni e un'overdose può uccidere. Tutto questo è stato reso pubblico dalla britannica BBC, che ha svolto un'inchiesta dalla quale risulta oltretutto che nonostante i rischi, gli oppioidi che costituiscono il principio attivo dei medicinali sono diventate droghe da strada, popolari in molti paesi dell'Africa occidentale perché economici e ampiamente disponibili. In una mia intervista, l'analista di Caput Mundi e Briefing Arianne Gherzi spiega l'attuale assetto politico siriano dopo la deposizione del presidente Bashar al-Assad, esponente del clan familiare che ha tenuto in mano il potere fin dal 1971, con la salita al vertice di Hafez Assad. A quanto pare i siriani sono caduti da Assad alla brace, perché l'attuale capo del paese, al-Jolani, nonostante abbia ripulito la propria immagine pubblica, è da considerarsi ancora un integralista, con passati legami con ISIS e Al-Qaeda, benché, ci dice Gherzi, abbia preso le distanze da entrambe le organizzazioni col proprio gruppo di seguaci. L'analista non si sbilancia sul futuro del paese, ma secondo lei un segnale potrebbe essere la ricostituzione del corpo di polizia. Ai cadetti, infatti, dice ancora Gherzi, viene chiesto non solo a quale confessione religiosa appartengano, ma anche chi sia la loro guida spirituale di riferimento. Questo potrebbe servire ad individuare chi sono gli alawiti, minoranza a cui apparteneva il deposto Assad e oggetto oggi delle vendette dei nuovi padroni.
E comunque anche la formazione dei cadetti, basata sulla Sharia, lascia intravedere un futuro affatto roseo per chi non è di stretta osservanza islamica. I cristiani, ad esempio, è tanto per cambiare. Passando ad altro, il 25 marzo è stata la giornata nazionale dedicata a Dante, che, come scrive Francesco Bellanti, non è solo il fondatore della civiltà italiana, che nasce da una straordinaria consapevolezza culturale, letteraria, linguistica e storica, nonché dalla civiltà cristiana, ma egli è il fondatore dell'Europa moderna, perché Dante ritiene che un'Europa divisa, preda di fazioni e di egoismi, non sarebbe andata da nessuna parte. E infatti l'odierna Europa, preda di fazioni ed egoismi nazionali, non sta andando da nessuna parte. Quindi possiamo dire che Dante non solo è stato un genio, oggi dimenticato, perché quello che si studia di lui a scuola quando si studia è ridicolo, ma anche un profeta. Resto in ambito europeo con Matteo Castagna, il quale scrive che i conflitti nascono dal pensiero di Ventotene, che ha sostituito quello di San Benedetto da Norcia, ovvero quando si rinnega il pensiero cristiano si cade inevitabilmente nell'errore, e tra gli errori contemporanei non c'è alcuno che non si risolva in un'eresia, e tra le eresie contemporanee non ce n'è alcuna che non si risolva in un'altra già condannata dalla Chiesa. Castagna, nel suo articolo, cita ampiamente una lettera che il grande pensatore Donoso Cortés scrisse al francese Louis Villot, in cui spiega un concetto purtroppo oggi sconosciuto a molti cattolici, specialmente quelli in politica, ovvero che negli errori passati la Chiesa ha condannato gli errori presenti e quelli futuri, identici tra loro quando vengono considerati nella loro natura e nella loro origine. Gli errori offrono tuttavia lo spettacolo di una varietà portentosa quando vengono considerati nelle loro applicazioni. Interessante l'articolo di Vincenzo Silvestrelli sulle vie dei carbonai dell'Appennino umbro-marchigiano, un antico e scomparso mestiere, quello del carbonaio, che caratterizzò il territorio di tutto il paese, permettendo l'utilizzo dei boschi e l'integrazione del reddito degli abitanti. Oggi il carbone di legna vive o potrebbe vivere una nuova vita. Con nuovi processi di produzione si ottiene infatti il biochar, il cui uso è suggerito per incrementare il sequestro di carbonio e migliorare la fertilità fisica, chimica e biologica del suolo. Ritrovare le tracce della produzione in un territorio appenninico e valutare anche nuovi utilizzi è stato l'oggetto di 2 convegni organizzati in Umbria allo scopo di tramandare la memoria dei territori e per cercare di riattivare la filiera del legno, che ora non esiste più, generando problemi nella gestione dei boschi e dei corsi d'acqua. Ancora Matteo Castagna commenta un recente sondaggio dal quale risulta che tra i maggiorenni la laicità della politica viene sostenuta da una netta maggioranza degli italiani e anche da 7 cattolici praticanti su 10. Questo ci dice che la penetrazione del liberalismo è stata massiccia, ma il fatto che il 30% dei cattolici praticanti adulti preferirebbe uno Stato confessionale o comunque che rifletta i principi di quella che fu la religione di Stato fino al 1984 è la dimostrazione pratica che esistono molti tradizionalisti che non sanno di esserlo. Negli ultimi 20 anni l'elettorato cattolico praticante si è ridotto sensibilmente, oggi copre solo il 20% del totale, secondo un sondaggio. Tuttavia rimane numericamente rilevante, ma non è oggetto delle attrazioni di molti partiti, delle attenzioni di molti partiti, soprattutto per quanto riguarda i temi etici. Rispetto al passato si accentua la preferenza dei cattolici per il centrodestra, con Fratelli d'Italia nettamente primo partito e Forza Italia che gode di un consenso decisamente più elevato al confronto del suo elettorato complessivo. Un dato questo contraddittorio perché sui temi sensibili è il partito più a sinistra del centrodestra. Probabilmente Forza Italia viene visto come un movimento politico rassicurante, vicino alla piccola e media impresa, ma anche al terzo settore, così da raccogliere il consenso di una parte del ceto medio ufficialmente cattolico praticante. Il PD risulta la seconda forza tra i cattolici praticanti, ma la quota di questi che si riconoscono nel centro-sinistra si è quasi dimezzata dal 2006 ad oggi.
Pur conservando un atteggiamento di base piuttosto laico nei confronti della politica, nel resto del popolo cattolico praticante si è rafforzata la componente più radicale, la quale sostiene la necessità che la cultura cattolica incida significativamente sulle scelte della politica. E con questo, cari ascoltatori, caro Semmi, è tutto anche per questa settimana. È tutto, ma non è tutto, perché informazionecattolica.it è un sito ricchissimo con, grazie devo dire a tantissimi collaboratori che ogni settimana trovano il tempo di scriverci, ricchissimo di curiosità che sembrano poi curiosità, ma sono quelle poi che danno un po' di sale alla vita e che molto spesso fanno anche arrabbiare. Informazionecattolica.it si trova anche semplicemente su Facebook. Grazie naturalmente. Pietro Licciardi, alla prossima. Alla prossima, Semmi, un salutone a tutti voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ecco cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2. Con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dita dalle mani, dita dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice io sono uno sportivo, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2, e non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di un mese 35 euro, trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Musica fatta in casa. Sammy Varin dà spazio anche a questi artisti, non certamente improvvisati, ma che da anni portano avanti la loro mania musicale. Nel caso di Albert Marr, così si fa chiamare questo signore appena andato in pensione a Cervia, in provincia di Ravenna, e a quel punto, quando sei in pensione, un po' più di tempo, si dedica alla musica e devo dire i risultati sono molto interessanti. The Passion di Albert Marr da Cervia ci ha portato all'appuntamento con il Focus Piemonte. Qui Parlamento. Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte. Chi passa in front sta mia città. E come al solito il bello di quando abbiamo ospiti è che potete interagire con loro mandando un WhatsApp al 340 6709 659 oppure semplicemente entrando in onda con la vostra voce, chiamando in diretta allo 02 9294 7222. Con noi il parlamentare della Lega Alessandro Giglio Vigna. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora sono pronto anche a rispondere alle domande degli amici che ascoltano Radio Libertà. Ah, guarda, lo sai che sono sempre inviperiti per un motivo o per l'altro, sempre arrabbiati. Intanto ricordiamo che sei presidente della Commissione Politiche UE, anche responsabile organizzativo della Lega in Piemonte, e proprio a questo proposito volevo partire con un ricordo. Ho visto sui social, su molti social, che se n'è andato uno storico militante della vostra zona, Graziello. Oh, grazie Sammy, non me l'aspettavo questo momento, questa tua domanda. Graziello Bisacco è stato uno dei primissimi militanti della Lega qui in Canavese, orgogliosamente veneto, canavesano, arrivato poi in Canavese, terra che l'ha adottato dalla sua casa in Val Chiusella, a Rueglio, sventola ancora adesso la bandiera del leone di San Marco, era sempre fra i primi ad arrivare al gazebo, sempre l'ultimo ad andarsene. Per noi, tra virgolette, giovani, è stato un esempio, consigli, aneddoti, avventure vissute insieme, la famiglia per rispetto della sua grande fede leghista ha voluto come suo ultimo abito terreno un fazzoletto verde come si usava una volta nella Lega, la cravatta verde, la spilletta dell'Albertino da Giussano, e insomma una pietra miliare della Lega della mia provincia e del Piemonte tutto che se ne va. E noi lo salutiamo, che la terra ti sia lieve, Graziello, e ovviamente lo ricorderemo a Pontida, all'albero dei militanti che sono passati oltre. Grazie Sammy, non me l'aspettavo questo momento, mi hai veramente riempito il cuore. Guarda, lo sai bene, perché hai parlato per anni conducendo una trasmissione su queste frequenze. La nostra è una radio di famiglia, è una radio di comunità, una radio che unisce tante persone, non soltanto al nord, ma ormai in tutta Italia, che hanno tanto a cuore la propria terra, il proprio territorio, che amano e difendono la propria terra, e quindi è una battaglia bellissima che facciamo ogni giorno, e purtroppo ogni tanto qualcuno questo spadone lo deve riposare a terra, e noi proseguiamo le battaglie anche in nome di queste persone che non ci sono più e di tanti voi anziani, e qui approfittiamo anche di salutare i non più giovani. Qualcuno ne scende
scende ancora qui in radio e mi dà di quelle pacche sulle spalle e mi fanno capire che sono loro quelli più forti, ma molti purtroppo non possono più fare le battaglie a Pontida e in tante manifestazioni con la Lega e il centrodestra, e quindi giustamente possono limitarsi ad ascoltare la nostra radio, ad arrabbiarsi con noi e a scrivere i messaggi al 340 6709 659. Me ne vengono in mente così tanti che ci seguono ogni giorno e che si arrabbiano. Beh, adesso però facciamo un po' di allegria, perché anche io sono stato richiesto come non mai, lo ha già passato il nostro direttore Cainarca, ma lo devo passare anch'io. C'è il minuto della sopravvivenza. Ci colleghiamo certamente con l'Europa e con il kit di sopravvivenza. Benvenuti a Cosa c'è nella mia borsa, edizione sopravvivenza: acqua, torcia, coltellino svizzero, fiammiferi, accendino, medicine, cibo in scatola, ovviamente del contante, perché nel mezzo di una crisi il cash è sovrano e la carta di credito è solo un pezzo di plastica. Un minuto di puro divertimento, poi mi dirai cosa ne pensi, perché io continuo a non crederci, e il fatto che non l'abbia trasmesso quasi nessuno in televisione sembra infatti che insomma qualcuno ci stia prendendo in giro. Intanto te lo faccio ascoltare, un minuto anche in video, sentiamolo. It's Ajalabi. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and of course, the light. Turn. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife. 18 tools in only one knife. A must-have. And don't forget your medication. You might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. And of course, some cash. In the middle of a crisis, cash is king. And your credit card might just be a piece of plastic, a charger, and a power bank, because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget the radio, the smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Be prepared, be safe. Ecco il kit della sopravvivenza per la commissaria europea, è un filmato che, te l'ho detto, non è apparso moltissimo in televisione, e mi fa venire il dubbio a questo punto che sia un qualcosa che ci voleva prendere in giro. Tu sei presidente delle commissioni politiche, della Commissione Politiche dell'Unione Europea, ma tra di voi se ne è parlato di questo filmato? Allora, intanto scusa perché avevo solo sempre visto gli articoli, i post, gli articoli, via dicendo, non avevo mai ascoltato il filmato, quindi rimanere seri non è facile, mi devo un attimo ricomporre e riprendere, diciamo, l'istituzionalità del ruolo che ricopro. Vabbè, penso che i giornali e le televisioni, sempre abbastanza allineate a Bruxelles, non abbiano voluto trasmettere questo messaggio, perché forse questo messaggio è più negativo che positivo per la stessa visibilità della Commissione europea. Io non avevo avuto tempo ancora di vedere il video, volevo andarmelo a rivedere, ho solo visto i fotogrammi. Che cosa posso dire? Cosa posso dire, Sammy? Vabbè, che intanto il coltellino svizzero non è europeo, questa è la prima cosa che mi viene in mente, e quindi in un'ottica di
un'ottica di autonomia strategica. No, sto scherzando, naturalmente la sto buttando a sorridere perché non c'è nulla da commentare, è qualcosa di totalmente ridicolo. Io non so come gli è venuto in mente. Io seriamente voglio dire questo: state seguendo bene le notizie, lo dico ai radioascoltatori, seguite bene le notizie, guardate che il nostro paese, l'Italia, e mi viene da dire per spinta propulsiva della Lega su questo tema, non è a favore di questo Rearm Europe, della produzione di armamenti in Europa, che di sicuro ha come obiettivo quello di andare a aiutare l'economia, la produzione tedesca in forte difficoltà, e quindi produrre questi carri armati targati Volkswagen. Di sicuro loro pensano a questo aspetto che oggettivamente tocca poco l'Italia, tocca poco il nostro paese, ma noi non capiamo perché dobbiamo produrre debito pubblico europeo, che poi guardate che produrre debito pubblico europeo è una bella parola per dire che tutti gli stati si devono dividere il debito pubblico di questi carri armati prodotti in Germania targati Volkswagen, ma no, cioè non funziona così. Ma poi soprattutto non si capisce se il pericolo è immediato o futuro, perché la von der Leyen dice l'Europa deve essere pronta a una guerra entro il 2030, ma chi sei, Nostradamus, che prevedi che nel 2030 ci sarà una guerra? Ma dove si è mai visto una cosa del genere? Allora, oggi è più importante a livello di Europa, e non solo, anche uscendo diciamo da questi confini, rafforzare quella che è la cybersicurezza, quella che è la cyberdifesa. Ma guardate che oggi con un attacco al sistema, per dire, delle infrastrutture, dei trasporti, dei treni, si può fare molto male a un paese, si possono creare danni come un attacco terroristico, come un bombardamento. Però la differenza è che dal punto geopolitico non c'è nessuno che ci vuole invadere, non c'è nessuno che ci vuole bombardare, ma attacchi di questo tipo ce ne sono, e poi fortunatamente sono sempre respinti. Oggi il pericolo che arriva dal cosiddetto fronte sud, il fronte del Mediterraneo, ovvero immigrazione clandestina che va ad alimentare la criminalità comune, che va ad alimentare le mafie, con dentro ovviamente le cellule terroristiche, quel fronte lì, il fronte sud, è da tenere più sotto controllo, e sarebbero da mettere finanziamenti nel controllo del border sud, del confine sud dell'Europa, e l'Europa dovrebbe aiutare noi, gli stati del Mediterraneo, in quel fronte. E questo è un pericolo molto maggiore di una eventuale invasione da parte di chi continua a essere la domanda. Quindi vogliamo parlare di difendere l'Europa, parliamo di Mediterraneo, parliamo degli sbarchi. L'Italia sta facendo l'impossibile. Matteo Salvini è stato sotto processo per 5 anni fino all'altro ieri per aver difeso i confini dell'Italia e quindi i confini dell'Europa. Se l'Europa vuole fare la sua parte nella difesa, iniziamo da quello, iniziamo dalla cyberdifesa, ma produrre carri armati e baionette o fucili, insomma, non serve a niente, non serve a niente, serve magari in una forma super limitata, ma non ha una vera e propria logica. Questi vogliono fare l'esercito unico europeo per far lavorare le fabbriche della Germania e probabilmente anche per provare a creare lo spirito europeo attraverso l'esercito unico, ma non si crea lo spirito europeo
attraverso l'esercito unico, non ce l'hanno fatta con l'euro, non ce l'hanno fatta con la conferenza sul futuro dell'Europa, che è stata una pataccata sostanzialmente, e non ce la fanno neanche con l'esercito. In tutto questo, ripeto, c'è da creare debito pubblico comune europeo, che è una bella parola per dire che poi tutti gli stati si devono prendere un'altra parte di debito pubblico, come se non ne avessimo già abbastanza. E questa pubblicità della von der Leyen, dello zainetto, io vi dico, certe volte quello che arriva dall'Europa, questo è quasi una confessione che faccio a Radio Libertà, alcune volte le notizie vere che arrivano dall'Europa io devo cercare conferma, cioè mi metto qualche minuto a navigare sul web per cercare conferma e per capire se non sono fake news, se non è Lercio, se non è la voce di Osho, se non è il vernacoliere, insomma, se non sono delle bufale, o se non è qualcosa da ridere, Bisogna estrapolarle come gli antichi testi, no? Che bisognava in qualche modo. Senti, ci stanno scrivendo un fracco di messaggi i nostri ascoltatori. Sammy, chi ha fatto la naia, sa che la difesa in caso di attacco prevede 3 aspetti: chimico, batteriologico, nucleare. Ma secondo questa commissaria l'importante è il coltellino svizzero, non maschere, rifugi antiatomici. Ci scrive Adriano, che ha 86 anni. Ma io aggiungo poi, ormai siamo schiavi di internet, tutte le radio, purtroppo anche la nostra è schiava di internet. Cioè, cosa pensiamo di ricevere con quella radiolina che mettiamo nella borsetta? Nulla. Da inserire andrebbe messo un walkie-talkie, una radio CB come si usava negli anni 70, che utilizzi le onde elettromagnetiche per comunicare con qualcuno, perché se arriva una guerra davvero e saltano tutti i ponti ripetitori, non ricevi più niente e su internet non passa neanche una mosca. Sono piccoli esempi per dire che ci sembra quasi una boutade, o forse un'esagerazione, magari come sta facendo Trump con i dazi, che si vuole fare un polverone, poi adesso ci siederemo a un tavolo e magari proprio oggi la Meloni ha fatto un'importante intervista dando ragione a Trump e a Matteo Salvini indirettamente, e chissà mai, insomma, che si possa arrivare a più miti consigli parlandoci insieme con questo Trump, è vero? Noi dobbiamo sfruttare una grande fortuna del nostro paese, ovvero quella di avere in questo momento un governo che è allineato con Trump, cioè comunque con l'amministrazione americana, e questo è assolutamente positivo. Lo stesso Matteo Salvini, avete visto che ha fatto delle importanti telefonate con il vicepresidente, insomma si sono parlati fra vicepresidenti per più di 20 minuti, insomma qualcosa di veramente positivo. E questo è un dato. Il fatto che abbiamo una diplomazia molto buona, cioè al di là della politica, al di là che oggi la politica c'è una bella congiuntura con la politica americana, la diplomazia italiana è molto buona, e poi abbiamo un elemento che noi non sfruttiamo mai, ed è la diaspora italiana nel mondo, ovvero negli Stati Uniti vi sono moltissimi italo-americani, ragazzi immigrati magari negli ultimi anni, ma anche discendenti di italiani, quindi figli, nipoti, bisnipoti di italiani, e questi cittadini americani, che sono oggi ben collocati anche in tutte le parti anche dello Stato americano, dell'economia americana, del commercio americano, della vita sociale americana. Questi italo-americani possono essere la nostra sponda in quel mondo per aiutarci ad andare nella direzione di trattare e di riuscire a
superare questa questione dei dazi per quel che riguarda il nostro paese, perché loro sono intanto persone che comprano italiano, che portano avanti la cultura italiana, però sono americani, che sono legatissimi al nostro paese, votano negli Stati Uniti, quindi in termini anche elettorali futuri sono anche utili per il Partito Repubblicano, per Trump, insomma, vabbè, lui è al suo ultimo mandato, però per l'amministrazione comunque Trump, che avrà di sicuro un futuro. E noi dobbiamo fare squadra anche con questa nostra grandissima risorsa che è la diaspora italiana negli Stati Uniti, perché sono tanti, hanno un forte potere d'acquisto, votano molto spesso compatti e acquistano italiano, quindi hanno tutto interesse a fare questa battaglia e sono legatissimi all'Italia. Già oggi ci sono tantissimi collegamenti, però questo potrebbe essere il momento, il modo per intensificare ancora di più questi contatti. Certo, dobbiamo aiutarli nelle loro battaglie, tipo per esempio c'è tutta questa tendenza della cultura woke che vuole buttare giù le statue di Cristoforo Colombo, e per loro Cristoforo Colombo è un simbolo dell'orgoglio dell'italo-americanità, ha un significato un po' diverso rispetto alle statue che ci sono qua in Italia. Ecco, per esempio, se noi prendessimo come paese, l'abbiamo già fatto attraverso delle mozioni parlamentari proprio come Lega, ma se intensificassimo questa battaglia per salvaguardare le statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti, la comunità italo-americana potrebbe essere ancora più incentivata, ancora più di quello che lo è adesso, ad aiutare l'Italia e a uscire vittoriosi da questa sfida che abbiamo davanti, da questa sfida tutta diplomatica e politica che abbiamo davanti. È vero. Approfittiamo veramente per mandare un grande saluto a chi ci ascolta attraverso internet in tutto il mondo. Grazie Alessandro Gigliovigna, sempre un piacere chiacchierare con te, ci riaggiorniamo certamente nelle prossime settimane. Grazie Sammy, ciao, un abbraccio a tutti. Qui Parlamento. E qui Sammy Varin, a cui non rimane altro che ringraziarvi per il gentile ascolto, compreso il nostro Simone in regia, e darvi appuntamento, lo sapete, è una minaccia, a lunedì alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.